presidente della Proloco Italia di Po, un altro successo, la seconda edizione di questo Taio Beer, e però la gente risponde anche quest'anno in maniera importante. Sì, certo, è un'iniziativa che ormai si è radicata nel territorio, i cittadini lo aspettano, quest'anno le temperature non sono proprio quelle estive, ma però sono riusciti comunque a uscire fuori a mangiare un piatto di buona carne alla griglia e quant'altro a proposto della cucina. Ecco, lei è un veterano, abbiamo già citato il suo palmarès, segretario nazionale, eccetera, però ha una squadra qua tosta, molti giovani, il paese che risponde benissimo, che non è così semplice e così scontato. Sì, beh certo, questa è la grande fortuna di essere riusciti a motivare un gruppo di collaboratori trasversali, anche con età molto giovane, che lascia sperare che siano i dirigenti del prossimo domani. E i prossimi appuntamenti, Presidente? Beh, ancora ci sono 2 giorni di coda della Festa Birra. Che la prossima settimana. E poi dopo il prossimo appuntamento sarà ragionevolmente il compleanno della Proloco, attorno al 18 novembre, che è il giorno di fondazione della Proloco. Faremo una grande iniziativa Sala Europa, però nel frattempo c'è il rinnovo del direttivo che andrà a fine mandato a fine ottobre. Quindi il compleanno è certo, chi lo gestirà lo scopriremo dopo la prossima settimana.